Nell'edizione 2011 del Motor Show di Bologna, il Salone Internazionale dell'Automobile, in programma dal 3 all'11 dicembre, si rinnova l'appuntamento con le ultime novità del mercato automotive. Sono al momento 43 le anteprime di prodotto che il pubblico della manifestazione bolognese potrà vedere nei vari padiglioni. Tra queste 7 novità a livello mondiale, 6 debutti per il mercato europeo e 30 anteprime nazionali. La passione della Ferrari nella massima espressione distinguerà la giornata d'apertura al pubblico del Motor Show. Saranno infatti 3, sabato 3 dicembre, gli appuntamenti legati al marchio Ferrari e lo spettacolo è assicurato nel segno di una continuità che da sempre vede protagoniste a Bologna Fiere le vetture della casa di Maranello, ad iniziare dalla partecipazione dell'evento della scuderia Ferrari che farà rivivere l'atmosfera di un Gran Premio attraverso le esibizioni di una F10, la monoposto con cui la Ferrari ha preso parte al campionato del mondo di Formula 1 nella stagione 2010, guidata per l'occasione da Giancarlo Fisichella. 231 presenze nella massima categoria per il pilota romano, 5 delle quali disputate nel 2009 al volante di una Ferrari. La simulazione del cambio gomme e le evoluzioni in pista regaleranno agli appassionati una giornata indimenticabile. A seguire la sfida vera e propria offerta dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli vedrà in azione alcuni dei protagonisti della stagione 2011 che hanno vissuto l'esordio in pista della 458 Challenge, dal prossimo anno unico modello impiegato nella vincente monomarca riservata ai clienti della casa di Maranello. Se quella della 458 Challenge al Motor Show sarà una prima d'eccezione, per la F430, il precedente modello impiegato nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, si tratterà dell'ultima gara. Ad onorare questo saluto il pilota sammarinese Andrea Belluzzi, vincitore nel 2006 proprio nell'anno della prima apparizione della F430 nel campionato monomarca e reduce dalla conquista del titolo italiano e di quello mondiale nelle finali mondiali del Mugello disputate a inizio novembre, una finale di stagione che si annuncia entusiasmante e che allo stesso tempo vuole dare un anticipo di quello che sarà la stagione 2012. Il Grillini Racing Team sarà presente con il proprio camion Hospitality e l'attrazione sarà la Gappam, la moto prodotta dal Grillini Racing, che sarà presentata il 2 dicembre 2011 alle ore 11:30 con una particolare livrea e che è in attesa dell'ok della Dorna per correre il prossimo campionato MotoGP come CRT. Ottima l'affluenza di pubblico e tanti i nuovi contatti allacciati allo stand dell'Italy Empowering Agency, braccio operativo della Camera di Commercio di Modena, che si occupa di sostenere l'internazionalizzazione delle aziende del territorio, presente a Colonia per promuovere la quarta edizione del Motorsport Expotech, il road show internazionale in previsione del Motorsport Expotech 2012 che si svolgerà il 2 e il 3 febbraio a Modena Fiere. È infatti partito dal Professional Motorsport World Expo di Colonia e svoltosi la scorsa settimana. La promozione della manifestazione a Colonia ha inoltre previsto, in collaborazione con MIA, l'associazione inglese dell'industria del motorsport, un evento off-fiera accompagnato dai prodotti tipici del nostro territorio, che è stato molto apprezzato. Nelle prossime settimane seguiranno presenze espositive anche al Performance Racing Industry di Orlando e all'International Motorsport Industry Show di Indianapolis. La Suzuki lascia la MotoGP, la recessione economica, il calo delle vendite, la svalutazione dello yen e le difficoltà causate dal disastro naturale dello scorso febbraio sono le cause che la casa nipponica tira in ballo su una nota comparsa poco fa sul suo sito. La Suzuki, che ha vinto il suo ultimo titolo mondiale nel 2000 con l'americano Kenny Roberts Jr., era impegnata quest'anno con un solo pilota, lo spagnolo Alvaro Bautista, che per il 2012 ha già firmato un accordo con il team Gresini. Vietnam Suzuki, la filiale della Suzuki Motor Corporation in Vietnam, realizzerà un nuovo stabilimento per la produzione di auto nella provincia di Dong Nai, nel sud del paese. Per soddisfare le richieste del crescente mercato automobilistico vietnamita, la filiale di Suzuki ha deciso di trasferire la produzione di automobili nel nuovo impianto che sorgerà a Long By Techno Park, vicino al proprio stabilimento
stabilimento di produzione di motocicli già attivo. L'investimento previsto per la realizzazione del nuovo impianto è stimato intorno a 1 miliardo di yen, pari a circa 9,6 milioni di euro. L'impianto entrerà in funzione nel 2013 con un'iniziale capacità produttiva annua di 5.000 unità.